Buona domenica e benvenuti al Mediolanum Forum di Assago. 4 di questi tiri sono arrivati da fuori dall'arco dei 3 punti. Ora Tarceschi, innescato da Shields, vola subito sopra il ferro. Ancora Della Valle che scambia di nuovo con Cobbins, mette palla a terra, poi prova a lanciare il pallone verso il canestro. Dall'altra parte deve difendere contro Bentil che si gira molto bene verso il fondo, la mano poi è morbida. Ribaltamento verso Shields, poi cerca la penetrazione, vede l'assist per Bentil, si era un po' spostata verso Shields la difesa, dentro da Cobbins che poi riscarica per il suo esterno, altra tripla di Mitro Long, forse ancora più difficile di quella di prima, dentro anche questa. Idea da Tome con grande prontezza di riflessi, però non gli è riuscita con il pallone che ha rimbalzato proprio sul suo corpo. Dall'altra parte Della Valle con la tripla del pareggio. Di puro talento a tirare fuori dalle castagne, tirare fuori da una situazione difficile. Tarceschi dall'altra parte, al volo a schiacciare. 32-34. Era mai stata avanti nel primo tempo. Alviti dall'angolo, importante in un momento difficile, seconda tripla della serata milanese. Porta infatti la sua tripla, non aveva perfettamente il pallone in mano, poi la Quintana con grandissimo riflesso lancia Limur che segna in contropiede subendo anche il fallo per il numero 23 dell'Olimpia. Ribaltamento di Ricci da Tome senza pensarci, si alza e spara, scrivete 3. Mitro Long contro Biliga, deve provare ad attaccarlo, step laterale, tiro complicato, ne ha segnati tanti di tiri difficili oggi Mitro Long, ne aggiunge un altro alla lista. Passaggio sulla linea di fondo per Grant che penetra, scarica Ricci col saltello, si mette in ritmo e segna una tripla molto importante di Leni per Melli in angolo da Hall, la tripla che potrebbe valere il più 10, è corta! Corregge Niccolò Melli! Gabriel prova a tenere viva Brescia, corto il tiro a 3, Petruccelli con il tap-in del -9.